Buongiorno, io oggi voglio presentare la riedizione della mia grammatica storica. È un po' arduo confrontare la mia grammatica con similari scritte nel mondo perché la mia non ha niente di paragonabile, nel senso che oltre che essere storica, la mia grammatica ha un'aggiunta che è quella di essere etimologica. È un po' difficile per chi non è del mestiere spiegare quanti tipi di grammatiche si possano fare, perché normalmente si fa la grammatica normativa, insomma, quella che serve ad insegnare a parlare e scrivere e perciò si danno delle norme ferree col bollino blu o il bollino rosso e, e chi sgarra paga, ripete gli esami, eccetera. E pertanto noi ci troviamo di fronte a varie grammatiche che non sono certo il mio tipo. Per esempio, la grammatica normativa può essere paragonata a questo giardino e perciò chi la cura è il grammatico, il professore, è paragonabile al giardiniere. Tutto deve essere in ordine, tutto corrispondente, un colore che corrisponde a quell'altro là, insomma, è un giardino curato, ecco, un giardino curato però un giardino artificiale. Quella è la grammatica normativa. La qualcosa non ha niente a che fare con la professione del glottologo o linguista lattamente inteso. Il glottologo può essere paragonato non certo a un giardiniere, ma a un botanico, il quale studia la natura per quella che è, non per come lui la vorrebbe. Ci sono altri tipi di grammatiche, come quella strutturalista, che considera i singoli elementi, articoli, nomi, aggettivi, eccetera, quali interdipendenze entro un ordine strutturale ben preciso. Non è il mio caso. Per quanto riguarda le grammatiche storiche, insomma, io vado per immagini per far capire meglio la cosa. Osserviamo questo transatlantico che va sull'acqua, va da un porto, da una sponda all'altra, in superficie. Potremmo chiamarlo grammatica storica? No, perché si collega in brevissimo tempo, diciamo sincronicamente, da un punto all'altro e perciò non è proprio l'emblema di una grammatica storica. Qualche idea ce la può dare il battiscafo del professor Picard, il quale scese fino alle fosse delle Marianne, perciò il mare invece che percorrerlo in superficie lo percorse in profondità. E questa è già un'idea storica perché ci fa capire appunto dal nostro punto di vista come possano essere approfondite le lingue ritornando sempre più indietro nella storia. Ma quella del professor Picard non è l'idea esatta, forse l'idea esatta è questa, il Grand Canyon del Colorado, dove se osservate bene ci sono tanti strati, se ne possono contare una trentina,
però se uno va a controllare sul posto, si accorge che gli strati sono centinaia. Ecco, da questa superficie, la parte superiore che si è creata, che so io, da 1 milione d'anni fa in qua, al fondo del fiume ci sono quasi 1 miliardo di anni di distanza, comunque almeno 600 milioni di anni di distanza. Perciò qua si può studiare la storia della Terra, o perlomeno la storia di quel territorio, come si è formato. Ecco, così è la grammatica storica, la quale scende al fondo dei tempi, al primo apparire di una lingua, per descriverne l'evoluzione. Ora, nonostante queste belle intenzioni, noi ci troviamo, specialmente nel mondo occidentale, con una miriade di professori universitari, i quali nel fare le loro indagini storiche, loro le chiamano storiche, parlano di indoeuropeo o indogermanico. Le due parole si equivalgono, poi chiarirò meglio. Loro sostengono, non si capirà mai in base a quale teoria, che gli indoeuropei primitivi, il nocciolo degli indoeuropei o indogermanici, già indogermanici ci fa capire dove si vuole arrivare, ebbero la loro base tra l'Ucraina e la Russia, insomma, nell'Alta Ucraina. E vedete da questa slide come si ramificò questo nucleo di indoeuropei. Questo nucleo, secondo loro, apparve alla storia intorno ai 4.000, massimo 5.000 anni prima di Cristo. Comunque la maggior parte sostengono intorno al 4.000 a.C. Apparvero alla storia così. Non si spiega bene come, tenendo conto che l'Homo sapiens, per intenderci, esisteva probabilmente da almeno 200.000 anni. L'Homo sapiens che ha il cervello nostro perché l'Homo esisteva da prima, da milioni d'anni prima. Questi indoeuropei invece non 200.000 anni, non 100.000 anni fa, non 40.000 anni fa, appaiono così non alla storia, alla preistoria, 6.000 anni fa, nel 4.000 a.C. E da lì, come vedete dalla slide, si espansero anzitutto verso il nord, verso il mondo baltico, ovviamente invasero quella che viene chiamata da Tacito la Grande Germania e da lì passarono anche nella Gran Bretagna, costituendo il popolo dei Celti britannici, passarono in Francia, in Spagna, 3 generi di Celti, passarono a costituire il mondo slavo, il mondo degli sciti, il mondo degli italici. Si dice che l'Italia fu invasa dagli indoeuropei dal 2000 a.C. fino al 1000 a.C. E poi scesero anche verso sud e poi andarono verso est, costituendo gli indo-iraniani, cioè perché arrivarono, secondo loro, sino all'India. Ecco, crearono anche il mondo greco, come vedete, e perciò ecco, tutta la civiltà europea fu creata dagli indoeuropei. Del resto del mondo non si dice nulla, insomma. Vediamo meglio qua.
In questa slide qualcuno ipotizza che il mondo degli indoeuropei era tra il Caucaso e l'Alta Assiria. E da lì, ecco, vedete, fecero tutto questo giro invadendo l'Europa e dall'Anatolia invasero il territorio greco, i famosi Dori, e poi, come vedete, le frecce se ne andarono un po' dappertutto, verso l'Iran, verso l'India e verso l'Hindu Kush. È stato creato da questi studiosi l'albero genealogico che si rifà a Schleicher a metà del 1800. L'albero genealogico delle lingue indoeuropee che viene descritto in questa slide. Non dilunghiamoci. Si parla di indoeuropeo non sapendo nulla dell'indoeuropeo. Infatti tutte le parole che si trovano citate come indoeuropee, osservate la slide, hanno un asterisco che per convenzione internazionale indica che la parola è supposta ma non accertata. Quando poi si vuole andare ai padri, ai progenitori degli indoeuropei, perciò ipotizzare uno scavo ulteriore più profondo, si parla di paleo indoeuropeo mettendoci due asterischi, perché di questo paleo indoeuropeo non si sa niente. Taluni vanno anche ancora più a fondo, tentando di capire che cosa succedeva per esempio 40.000 anni fa, e si parla di pre-paleo indoeuropeo, con tre asterischi, cioè si ipotizza nel niente. Questa è la tecnica dei ricercatori indoeuropeisti. Poi una cosa molto buffa è questa, che si parla di peri-indoeuropeo senza mai spiegare che cosa fosse, ovviamente. E comunque il limite, il luogo dove si può collocare questo peri-indoeuropeo, se seguite un po' nella slide, è il Mediterraneo aperto, un punto dove manca qualsiasi terra, cioè si indica un peri indoeuropeo nel mare aperto, dove ovviamente vivono solo i pesci. Per il sardo chiaramente si parla di paleo sardo e non si è mai capito che cosa sia questo paleo sardo. Andate a leggervi tutti i libri sull'argomento per verificare cosa voglio dire. E così vediamo su quest'altra slide il popolo indoeuropeo andò a conquistare tutta l'Europa e se ne andò fino all'India, addirittura verso la Cina, insomma invase tutto, l'Europa e poi l'Asia. Poi naturalmente scese ancora più giù nelle parti sud, arrivò fino all'Oceano Pacifico e all'Oceano Indiano e addirittura nel Madagascar. Però osservate questa slide. L'Africa è intatta. L'Africa è intatta. Gli indoeuropei in Africa non ci misero piede. E l'Africa rimane per loro un niente o un tabù, chiedetelo a loro. È chiaro che dobbiamo chiederci perché l'indogermanico appaia nel 4000 a.C. e non 100.000 anni fa, perché loro devono spiegare perché una lingua si è
è nata di colpo, come dalla mente di Dio, di colpo 6.000 anni fa, nel 4000 a.C., facendo tutto quello che abbiamo visto. E l'Homo sapiens, che era nato, che aveva mostrato la propria intelligenza da 100-200 mila anni, come vedete c'è una discrasia profondissima in questa loro teoria. E, naturalmente noi non dobbiamo cadere in questo tranello, perché di tranello si tratta, cioè quella dell'indoeuropeo è una mitografia. Si è creato l'indoeuropeo a tavolino per giustificare la nascita della nazione germanica, nient'altro, è tutto lì. Ma adesso dobbiamo venire a noi, a me, perché la mia grammatica è la grammatica storica ed etimologica della lingua sarda. Dobbiamo parlare del sardo, ovviamente mettendolo anche a confronto con l'indoeuropeo, ben inteso, e dobbiamo capirci immediatamente dove nacque il sardo e come lo si può classificare. Il sardo nacque nell'isola di Sardegna, al centro del Mediterraneo occidentale. È l'isola più grande del Mediterraneo occidentale. Nacque non come lingua autonoma distinta da chissà che cosa, nacque come lingua mediterranea, perché il Mediterraneo, se lo osservate bene, è un bacino chiuso, è un lago. Ed è del tutto ovvio che qualunque lingua sia apparsa nel Mediterraneo abbia avuto parentele non come progenitrici, ma parentele fratellanze, sorellanze, con tutte le altre lingue della sponde, delle varie sponde, compresa la sponda sud, ovviamente. E dobbiamo ricordare che questa lingua mediterranea esisteva da moltissimo, da molto più di 40.000 anni. Tutto questo ci può essere dimostrato, per esempio, dai dipinti di Altamira, no? I quali sono di una bellezza eccezionale, degna dei più grandi artisti, i quali qualcuno li fa risalire persino al 39.000 avanti Cristo. Insomma, non certo al 4000 avanti Cristo. Per cui c'è da pensare che quei dipinti di Altamira e poi quelli successivi di Chauvet, eccetera, in Francia, che sono di una bellezza incredibile, solo Rembrandt li avrebbe potuti fare così. Chiaramente chi fece quei dipinti era una persona intelligentissima. E dove stavano gli indoeuropei quando ci furono i dipinti di Altamira e i dipinti di Chauvet? Dove stavano? Dobbiamo chiederci pertanto quale fu la direttrice di irradiazione della parola in quanto tale, cioè come nacque il linguaggio. Perché la mia grammatica parla anche di questi problemi e dobbiamo chiarirli definitivamente perché non sono stati mai chiariti dagli storici del linguaggio. Il linguaggio, fino a prova contraria, nacque in Africa, perché il primo sapiens, stando agli antropologi,
si rintraccia in Africa, il quale poi dalle alture dell'Etiopia discese lungo il Nilo, ovviamente perché il resto dell'Africa non era certo facile da attraversare con tranquillità. Solo il Nilo, essendo pieno d'acqua e perciò pieno di vita, poteva consentire al Sapiens di risalire verso nord, verso il Mediterraneo. E apparve, chissà quando, come data minima è 40.000 anni, ma può essere apparso anche 200.000 anni fa sul delta del Nilo. Ed è da lì, come vedete nella slide, che si irradiò ad ovest, creando i popoli del Maghreb, nel Mediterraneo, andando verso le altre sponde, verso la Giordania, attraverso la penisola del Sinai, fino all'Arabia Saudita, nella terra di Canaan, nel Libano, arrivando in Siria, e da lì iniziò ovviamente la sua espansione verso l'Anatolia a nord, verso il Caucaso a nord, e occupò la Mesopotamia per le stesse ragioni per le quali aveva occupato il Nilo. La Mesopotamia è ricchissima d'acque. Dalla Mesopotamia qualcuno si irradiò oltre verso est sugli altopiani iranici fino all'India, eccetera. Poi, chiaramente, noi abbiamo la risalita a nord. Il linguaggio non provenne mai dal nord, ma risalì da sud a nord. Risalì sempre lungo i fiumi, che erano delle valli glaciali che si stavano pian piano, lentamente, liberandosi dai ghiacci. Teniamo conto che l'espansione del Sapiens avvenne durante le glaciazioni. Pertanto questo Sapiens risalì lentamente lungo il Rodano, che è un fiume che scende da nord a sud, lungo il Danubio, lungo il Volga, sempre da nord a sud, cioè risalì verso nord tutti questi fiumi, il Dnieper, il Don, eccetera. Non a caso, moltissime parole dalle quali non si è trovata ancora l'etimologia provengono dalla lingua nilotica, dall'egizio, quello che lo ritroviamo scritto già da 5.000 anni fa. Un esempio è Bra, il reggiseno degli anglosassoni. Nessuno ha mai trovato l'etimologia. Ritroviamo questa parola presso gli egizi, Bra, basket, cestello, tutto un programma. Ma ritroviamo le lingue del sud addirittura nella più alta Europa, per esempio in Norvegia, dove abbiamo Norge, il nome della Norvegia pronunciato dagli abitanti, questa radice la ritroviamo in tutto il mondo semitico, Nur, che significa luce, bagliore. Pertanto, e poi abbiamo questo Ge, che lo ritroviamo in Grecia, Ge, la terra. Lo ritroviamo in sumerico Chi, un'altra pronuncia sempre per indicare la terra, Norge Nurki, questo cognome Nurki ce lo ritroviamo in Sardegna come cognome. Norge significa la terra dei bagliori, cioè la terra delle aurore boreali. E queste sono parole sumeriche, anche la parola nord, una fra le decine di migliaia delle parole germaniche, secondo loro, no? È nord. Nord viene dal sumerico accadico, Nuru,
luce, bagliore, luce. Questo d è la contrazione di du del sumerico du, nuru du. Du significa prigione, imprigionamento, perciò nord è la prigione della luce, quella che secondo i miti antichi, dove veniva, secondo i miti antichi, imprigionato il sole al tramonto. Nurudu, Nurdu. Siamo strapieni di parole che provengono dall'egizio o comunque dal mondo semitico. Di queste parole ne è pieno il mondo. Per esempio, ciao è una parola veneziana, si dice che non è così. Da loro viene detto ciao, quasi schiavo secondo loro. Lo si trova anche in piemontese, ciao, perché anche lo schiavo viene pronunziato la parola schiavo in questo modo, ma non significa schiavo. Sì, qualcuno dice è detta in tono reverenziale. Come? Reverenziale. Ciao si dice a tutti, ciao, si dice a tutti, anche ai bambini, ciao, è una classica parola mediterranea che proviene dall'egizio, shai, che significa star bene, essere felice, divertirsi, gioire. Lo ritroviamo nell'ebraico shalom e nell'arabo che è diventato non più sha o cha, ma sa, salam. Stai bene. Questo lam, ha anch'esso basi nell'egizio rur, piacevolezza. Questa rotacizzazione è una legge fonetica degli egizi, cioè tutte le L venivano rotacizzate, perciò dobbiamo abituarci, quando ne troveremo altre di parole egizie, quando c'è la L al suo posto troviamo la R. Perciò dall'om abbiamo rur, questo rur finale che si può tralasciare perché è caduto. Questo l'om lo ritroviamo nella parola latina salutem, salutem, sappiamo che significa. Perciò shalom, salutem. E nel sassarese sarudi, saluti. E ritroviamo proprio nel sassarese la rotacizzazione dell'egizio. Strano, no? Ma del sassarese ho già parlato in una videoconferenza, ma ne parlerò in un altro momento. Una delle decine di migliaia di parole, chena, in sardo, in logudorese, chena, cena. In latino è cena, pranzo. In egizio è kenu, che significa mammella, mammella, mammelle. Per cui è antica come il mondo questa parola, intuitiva, no? Perché l'intuito dobbiamo esercitarlo quando abbiamo bisogno di esercitarlo. In questo caso per intuito ci andiamo a capire che questa parola nacque quantomeno 100.000, 200.000 anni fa, kenu, mammella, perché la mammella fu identificata come il primo pasto dell'Homo sapiens. In questo caso possiamo dire che la semantica ha funzionato non solo nel mondo egizio, ma anche col dilagare dell'Homo sapiens, funzionò anche appunto nella terra di Canaan, nella terra di Babilonia, eccetera. In babilonese abbiamo con lo stesso concetto titum, che significa nutrimento, cibo, e significa anche però capezzolo, mammella. Anche qui il ricordo atavico vecchio di 100.000 anni fa, quantomeno meno capezzolo, titum, nutrimento. Ce lo ritroviamo in Sardegna, titta,
mammella. Perciò anche da noi in origine significò nutrimento. Tutto il Mediterraneo è sparso, pieno di parole egizie, sumeriche, accadiche, le quali dagli indoeuropeisti non sono mai state indagate, perché andando bene per loro si sarebbe trattato di peri indoeuropeo, questo peri che sta intorno all'indoeuropeo, ma non è stato mai indagato. Caralis, il nome della capitale della Sardegna, citato da Livio, loro, gli indoeuropeisti, lo identificano con car, la radice car, roccia. Però questa radice, meno male, per fortuna che ci hanno messo come decenza l'asterisco, car. Si suppone pertanto che sia roccia, ma è una supposizione che non regge per tanti motivi. Intanto questa parola car come roccia non esiste in nessun documento, in nessun dizionario dell'antichità, in nessuno. Qualcuno me la trovi se vuole dimostrarmi il contrario. Poi c'è da dire una cosa, perché Caralis, car, si identifica nella roccia? Caralis nacque nella laguna di Sant'Agilla, nacque in una laguna, non sulle rocce. Le rocce del promontorio di Sant'Elia sono lontane parecchi chilometri dal luogo lagunare dove nacque Caralis. Pertanto è chiaro che, tenuto conto dell'archeologia, dobbiamo ipotizzare, per ovvie ragioni, un'altra radice a Caralis, che non riguarda le rocce. Ritroviamo, dopo Livio, nella carta di Tolomeo e comunque nella descrizione che fece Tolomeo nel 150 d.C., Caralli, con due L, Caralli. Questo è il nome di Cagliari, di Caralis. Era il nome greco di Caralis. In babilonese lo ritroviamo identico, Carallu, che significa gioiello. E pertanto anche corallo. Questo significa che il porto di Cagliari era il porto in cui si imbarcavano tutti i coralli di cui era i coralli rossi, di cui era piena la Sardegna allora. Cagliari. Adesso passiamo ai nomi della Sardegna. La Sardegna fu notissima nell'antico mondo mediterraneo. I greci, per esempio, la conoscevano benissimo, come la conoscevano benissimo gli egizi. Ci arriviamo. Sardo è una parola anche ebraica, per intenderci. La ritroviamo nel sumerico sar, giardino, più du, tutto quanto, completamente. Quindi Sardò indicò in origine il concetto di un giardino completo, un giardino meraviglioso, tutta un giardino, sardu, che equivale al paradiso terrestre. Perché i giardini, il paradiso terrestre, pertanto, non erano altro che dei giardini recintati per impedirgli l'ingresso degli animali erranti. Per la Sardegna si parlò proprio letteralmente di paradiso terrestre. Andate voi a capire perché, io non ho nessun interesse di spiegare queste cose, no? Ma è intuitivo. È che la Sardegna aveva in quel periodo vari nomi, secondo i popoli o secondo
come dire, le occasioni di indicare meglio quell'isola, perché la si chiamò anche Sandaliotis in greco, la quale ad andare a cercare le sue origini le ritroviamo nella lingua accadica, scià, quella da cui anche il sardo sa, che è un pronome ma anche un articolo, sa, quella. Più Antali, occidente, Antali, occidente, più Utu, guardiana delle porte, guardia delle porte. Cioè per le porte si intendeva non la porta di casa mia, si intendevano le porte del palazzo imperiale, le porte di una città, perciò erano guardie armate che impedivano l'accesso alle persone sospette oppure che non dovevano entrare. Per cui Sandaliotis ce lo ritroviamo nell'accadico Shantaliutu, che significa la guardiana dell'Occidente. Sembrerebbe ovvio che questa parola nacque al tempo degli Shardana, intorno all'epoca nuragica, per intenderci. Torniamo alla grammatica perché da lì siamo partiti e dobbiamo rimanerci. La grammatica, la mia grammatica, è una grammatica sostanzialmente etimologica, perché io ricostruisco la storia di questa grammatica della lingua sarda, la ricostruisco tramite radici e suffissi che si trovano anche nella più alta antichità, nella sponda sud, per intenderci. Devo dire già da ora che anche i suffissi, non solo della lingua sarda, ma di tutte le lingue mediterranee e anche quelle che poi ci ritroviamo nel nord Europa, sono tutti suffissi che provengono da parole. I suffissi non erano altro che antiche parole che le ritroviamo tutte in egizio, in sumerico, in accadico. Per esempio, preziosa, no, famoso questo sa finale, armoniosa, scontrosa, viziosa in italiano, anche in latino, eccetera. La ritroviamo in accadico che è già pronome, sa, pronome, e ritorniamo al sardo, che è pronome ma anche articolo. E così in accadico. In egizio abbiamo sa, che è pronome, ma anche indica la persona come tale, perciò è un sostantivo. Ecco, lo ritroviamo in Ichnusa, questo sa. Dall'egizio, guardate bene, è una parola egizia, Ichnusa, che scopre un intero mondo che molti ancora vogliono negare, ma sapete che gli egizi indicavano l'isola di Sardegna come quella del Grande Verde. Ecco, in egizio, ich, questo A col tondino sopra, si deve leggere più che altro ich, I, e poi la che segue, ich, Greenland, terra verde o mare verde. Nu, in egizio indicò la massa d'acqua primordiale, quella che costituì, su cui galleggiò il mondo, insomma, e che costituì il mondo. Più sa, pronome che abbiamo già visto. Per cui Ichnusa significò quella della gran massa verde, letteralmente. Quella, oppure viceversa, può essere la terra verde che si trova in mezzo alla massa d'acqua primordiale. Si può intendere forse meglio così. Ecco, invece in accadico Ichnu significa lapislazzuli, perciò Ichnusa, quella del lapislazzuli, perché il lapislazzuli è blu, come il mare profondo in mezzo al quale stava la Sardegna.
Ho detto abbastanza, ma ci ritorneremo. Dobbiamo tornare all'Africa, cioè ai primi movimenti del Sapiens, perché se non parliamo di queste cose, noi non riusciremo mai a spiegare come nacque la lingua mediterranea, come nacque la lingua sarda, come nacquero tutte le lingue mediterranee che erano coeve alla lingua sarda e pertanto anche come nacque la lingua latina, la quale si appalesò almeno 1500 anni dopo l'impero di Icnusa, però si appalesò anch'essa come lingua mediterranea apparentata al sardo, non genitrice del sardo, apparentata al sardo, perché fra l'altro appare anche migliaia di anni dopo come può essere genitrice del sardo, visto che in Sardegna già da migliaia d'anni prima ci ritroviamo tutto il dizionario latino, ce lo ritroviamo in Sardegna, come Roma, che non esisteva durante l'epoca nuragica, conquistò la Sardegna prima ancora che nascesse Roma. Roma è nata nel 753 a.C. e così insistono a dire gli archeologi. Mentre in Sardegna già da 1000 anni prima costruivamo degli splendidi nuraghi. Noi eravamo la terra di Shantaliutu, la guardiana dell'Occidente. I movimenti del Sapiens vennero dall'Africa. Africa, ecco, dobbiamo analizzare questa parola perché è di estrema importanza. In accarico troviamo eperu, nutrire, provvedere a. In arabo ifrichia, questo ifrichia che significa Africa, viene dal sumerico, abbiamo visto ifri uguale all'accadico e peru, poi chia, quel chia, viene quel chi di chia. Chia è un suffisso, a è un suffisso, mentre chi è uguale al sumerico chi, che significa terra, appunto. Anche Peru significa terra. In ugaritico abbiamo cioè quella, chiamiamola aper. In ebraico hafar, in aramaico hafra, in arabo hafr, in greco hepiros, suolo, terra. In anglosassone offer, in tedesco ufer. Allora ditemi, la parola tedesca proviene dall'Africa o proviene dalla terra del nord, come dicono gli indoeuropeisti? Si decidano l'etiope. Ecco, questa è la classica razza dell'Homo sapiens. In greco abbiamo Aethiops, che sembra bruciato letteralmente, però guardate bene, lo ritroviamo in egizio questa parola, az, to burn, bruciare, più uba, guardare, apparire. Pertanto atuba, sembrare bruciato, apparire bruciato. Quella I in mezzo della parola Aethiops, no, perché togliendo quella I troviamo che la parola greca è identica all'egizia. Aethops, Azuba, perciò siamo lì. Quella I, la ritroviamo fra poco, è uno stato costrutto. In due parole è un legamento che lega una parola con l'altra, in uno stato dimostrativo. La ritroviamo in tutto il Mediterraneo, specialmente in Sardegna. Ci arriveremo. Aethiops deriva dall'Egitto. L'abbiamo già visto. Però adesso voglio arrivare a farvi capire meglio
come si svilupparono questi clan dei sapiens in tutto il Mediterraneo. È strana la cosa. Partiamo dalla parola barbaros, sappiamo che significa in greco, no? Che non parla lingua greca, significa tutto lì. Qualcuno dice deriva da bambachizzo, cioè che è balbuziente. Lasciamo perdere, va. Barbaru lo ritroviamo in accadico, wolf, lupo. In sumerico barbara, straniero. Pertanto questo barbaro uguale lupo è chiaro, perché il lupo non parla, urla, abbaia. Però devo dirvi anche un'altra cosa, che già in quell'epoca si crearono per vari motivi, tenterò di spiegare il minimo possibile, tutto il resto lo trovate nella mia grammatica, si creò anche l'allotropo non barbaro ma charcharu, in accadico, villano, rozzo, mascalzone. Questo barbaro ce lo ritroviamo nella parola Libia, Libio, abitante della Libia, Libio. Dall'egizio rebu, abbiamo già detto che c'è la rotacizzazione di tutte le L in Egitto. Per cui mettete la L al posto della R e abbiamo lebu, libu, che è la stessa cosa. Rebu in Egitto significa quelli senza parola e ritroviamo il barbaro dei greci. Quelli senza parola, che cioè non parlano l'egizio. Da re, muover bocca, bu, not. Beh, questo rebu lo ritroviamo capovolto in berbero, barbaros, in sanscrito barbara, balbuziente. Ecco da dove hanno preso per dare l'etimologia del greco barbaros, dal sanscrito balbuziente. Ma abbiamo visto che questa parola è identica all'antico accadico barbaru, wolf, e indica però anche il diverso, lo straniero. Ecco, berbero. I berberi venivano chiamati così perché evidentemente non parlavano la lingua egizia in quell'epoca là. Guardate bene, questo troviamo anche gli arabi con la stessa radice. La parola arabi, l'etnico arabi, deriva dall'accadico harabu, essere o diventare deserto. Ma in egizio abbiamo visto che ha significa invasore, rabu analfabeta, senza parola. Per cui harabu, invasori analfabeti. E abbiamo visto già che rebu è un allotropo dell'accadico har, da cui harharu, villano, mascalzone. Insomma, tutte queste parole allotropi o parole non allotropiche indicano tutte lo stesso fenomeno dell'uomo che non sapeva parlare la lingua egemone, per intenderci. Spero che sia chiaro tutto questo. La mia grammatica spiega tutti questi concetti, tutti questi problemi. E veniamo a quello stato costrutto che vi dicevo di aithiops in greco. Questa I è un rapporto indica un rapporto di dipendenza o rapporto genitivale e ce lo ritroviamo nelle parole composte di moltissime lingue, anzitutto in sardo, anche dolciu, cioè con le gambe storte, ca invece di anca
toscia, antitosto. Cari redondo in spagnolo, dalla faccia tonda, invece di cara redonda. Capinera in italiano invece che capo nero. Pontifex, costruttore di ponti invece di Pontefex. Aethiops l'abbiamo già visto, però non possiamo andare oltre per spiegare lo stato costrutto, è tutto ben spiegato in un capitolo della mia grammatica. La mia grammatica, approfondendo sempre di più, contiene anche un tesoro incredibile, di valore inesauribile, il gergo ramaio di Isili, che è una eredità egizia, sumerica, accadica. Il gergo ramaio di Isili è una lingua speciale, è una lingua creata dai ramai, dagli zingari, perché furono gli zingari i primi ramai della storia. E in Sardegna sono rimaste soltanto 400 parole, che sono molto diverse dalla lingua sarda in quanto tale, però ognuna di queste 400 parole io sono riuscito a tradurla con la lingua sumerica e gli ho dato un significato ben preciso, quello che le singole parole dei ramai meritano, perché vanno interpretate bene. A interpretare ci vuole un po' di talento, se permettete, no? Non può essere lasciata l'interpretazione in mano a chiunque. E in ogni modo vediamo un piccolissimo esempio di parole dei ramai sardi. A Benganari impazzire, mentre in campidanese abbiamo ammacchiai. Affinari dare, invece in sardo in genere si dice intregare, intregai. Affroggiari parlare, mentre in sardo normalmente diciamo narre o nai. Allenta acqua e noi normalmente diciamo abba. Alluttari, udire, invece in campidanese ascurtai. Ampesa, minestra, mentre in campidanese diciamo suppa. Angulia, bettola, trattoria, mentre in sardo normalmente diciamo zilleri. Insomma, è un linguaggio totalmente diverso, però è vecchio quanto il mondo, ha un'antichità antica perlomeno quanto la lingua sumera, la quale abbiamo già spiegato, credo che sia chiaro, che è una costola di Adamo della lingua egizia, perché si formò nella Mesopotamia quando l'Homo sapiens, partendo dal delta, occupò la Mesopotamia. Si formò allora e dobbiamo tener conto che tutti i suffissi zero che ritroviamo nel Mediterraneo non sono eredità latina o greca, come vengono a dirci gli indoeuropeisti. Sono eredità egizia, sumerica, accadica. In Sardegna faccio solo un brevissimo esempio di suffissi zero. H, vacca, pedde, pelle, nai, parlare, bau, guado, arcu, arco. In logudorese abbiamo anche una E che si distingue dal campidanese I. Per esempio noi diciamo, sempre a suffisso zero, frore, dal sumerico E, la ritroviamo in sumerico questa E. Frori in campidanese, la quale invece viene dal latino, flos, floris.
Nella grammatica sarda ci ritroviamo quella che Wagner chiamò l'isca toscana, perché è un modo di parlare che si ritrova anche in un paesino di poche anime della Toscana interna, che non capisco come sia arrivato in Sardegna, perché se è vero che il sardo ha avuto un influsso toscano, come dice il Wagner, bene, se lo ha avuto tramite Pisa e non tramite un paesello da niente. Evidentemente è il contrario. Quella lisca toscana non è altro, è stata prodotta non da altri, ma da un qualche nugolo, piccolo nugolo di pastori sardi che andò a colonizzare già ai tempi degli Etruschi, per intenderci, andò a colonizzare un po' di Toscana, insediandoci specialmente in quel piccolo paesello. Per l'isca toscana, per intenderci, intendiamo le pronunce che ritroviamo specialmente nel nord Sardegna, specialmente nel nord-ovest della Sardegna, per esempio specialmente nel sassarese. Per esempio, la bisaccia in sassarese è chiamata Beshura, questa è una lingua, una lisca toscana si dice. Suihu, ascella, ecco un'altra lisca toscana. Aja, immondezza, un'altra lisca toscana. Ma tutto si approfondisce nella mia grammatica. Un altro fenomeno strano della grammatica sarda è la Lautverschiebung, che non si trova solo nella lingua germanica, la ritroviamo in mezzo mondo, compresi gli armeni, però loro la chiamano Lautverschiebung, cioè rotazione consonantica tradotta, mentre non è una rotazione consonantica, è un altro modo, almeno per la Sardegna, è un altro modo di trovare, di indicare lo scibile. Per esempio, loro dicono che la K, G, Q generò in Sardegna la P e la B. Falso, falsissimo. Infatti tutte le parole che sono supposte Lautverschiebung in realtà sono parole una diversa dall'altra, cioè, che so io, si intese in certe parti della Sardegna, in certi cantoni della Sardegna, per un concetto, indicarlo quel concetto con un'altra parola e non con lo stesso concetto che so io del sud. Per esempio, nel sud indichiamo l'aquila con aquili, mentre nel nord lo indichiamo con abile. Allora c'è una differenza tra aquili e abile. Infatti, aquili in accadico significa trascinatore e si intuisce perché l'aquila trascini per poi sollevare e lanciare nel vuoto la vittima. L'abile è letteralmente il towman, colui che trascinava le navi lungo le vie d'acqua, lungo i grandi fiumi. Il towman, l'abile, da cui la parola, l'aggettivo italiano abile, che in origine significava fortissimo. Un'altra parola che è soggetta alla falsa Lautverschiebung è acqua in campidanese, mentre nel nord diciamo abba, però acqua ha i suoi referenti che ritroviamo nell'Egitto, perché acqua è una parola egiziana, vecchia di quanto è vecchio il mondo, di sicuro avrà 200.000 anni di vita e non è pertanto latina. Abba è una parola ugualmente egizia, la ritroviamo però anche in sumerico e in accadico. Passiamo agli articoli della grammatica sarda.
sono anch'essi eredità egizia, sumerica ed accadica. Per esempio in Sardegna come articolo usiamo il termine su, o su appunto. Dall'accadico sciù, ritroviamo l'accadico sciù e in Egitto troviamo proprio su, identico, egli o quello in egizio. I temi verbali e nominali, tutti i temi verbali e nominali del Mediterraneo, compresi quelli latini per esempio, si ritrovano in nomi egizi, sono antichi nomi egizi, sumeri ed accadici. Vediamo questo abboiare, incontrare in sardo. Dal sumerico buhi, tufesi, incontrarsi, mettersi a confronto, incontrare. Vediamo il suffisso are, il suffisso verbale are. Lo ritroviamo nell'egizio ari, che può essere pronunciato anche eri. To make, do, create, beget, produce, cioè fare, creare, generare, produrre. Ire ce lo ritroviamo anche nell'egizio concepire. Pertanto sono tutte antiche parole, antichi verbi, eccetera, che non hanno niente da fare con i suffissi, per esempio, latini. Anche i suffissi latini, abbiamo visto, hanno la stessa base egizia. I suffissi aggettivali, l'abbiamo già visto per sa, su, derivano tutti da parole anch'essi, parole egizie, sumeriche, accadiche, su, nu, iku, inku, chesu. Sono tutte parole, vediamone qualcuna, su, in egizio su, egli, quello, esso, in accadico shu. Poi abbiamo il nu o enu, nel Mediterraneo, perciò anche in Sardegna, dal sumerico e o anche ene, che è un ergativo. In sumerico abbiamo anche la parola come tale, signore, maestro, dominatore. Igu, anche questi sono suffissi sardi e mediterranei in generale, dal sumerico idi, qualità. Per esempio castigu era un orto. Questo igu indicava in cast, da cui castone, cioè la cosa che racchiude, che trattiene. Questo igu indicò la qualità dell'orto, la qualità della cosa che era incastonata, cioè bloccata da muri a secco per impedire l'ingresso delle greggi. Anu o nu lo ritroviamo nel latino anus, in sardo cito la parola brullanu, crabinu, sempre con quella i intermedia che abbiamo visto, e deriva tutto in questo caso dal sumerico an, che è un suffisso di relazione. Pertanto non derivano dal latino queste cose, ma dalla sponda sud del Mediterraneo o dalla Mesopotamia. I comparativi, i diminutivi, anch'essi in Sardegna provengono da parole egizie, sumeriche, accadiche. Per esempio, che, paragone, conformità, identità, feu che cane, brutto come un cane. Dall'ebraico aramaico che, in ebraico vedete che, come, secondo, secundum. Anche i numerali sono eredità sumerica ed accadica. Per esempio, unu, dal sumerico dito, più genitore, creatore, generatore.
Perciò unu significò in origine dito generatore. E ritroviamo questa asta, per esempio, nella grafia latina, no? Duo in sardo, due in italiano, duo in latino, deriva dal sumerico du, andare, il cui segno primitivo fu espresso con l'effigie delle due gambe. Ecco da dove deriva duo, dal concetto di andare. Tres in sardo e in latino. E qua ritroviamo sempre la questione della rotacizzazione, quella L che diventa R. In ugaritico tlt, che naturalmente veniva pronunziato con delle vocali intermedie, tre. Kimbe lo ritroviamo nel sumerico kimbu, da kimu immagazzinamento più bu, perfetto, immagazzinamento perfetto, il segno del pugno che si chiude, kimbe. Ses, in sardo, accadico, dall'accadico sessum, sei. E setti, in sardo, sette, lo ritroviamo nell'ugaritico, sept, sette. Insomma, non c'è scampo. Altro che indoeuropeo, altro che indoeuropeo. Noi abbiamo in sardo due condizionali specialissimi, emu e dio, che sono eredità sumero-accadica. Esempio il condizionale logudorese dio aere, avrei, è una corruzione, in realtà, con prostesi eufonica d del campidanese iast, iat, iant, seconda, terza singolare e terza plurale. Iast a cantai, canterebbe. Dal sumerico, quella I deriva dal sumerico I, indicatore prefisso di coniugazione davanti a base semplice, indicante la finalizzazione. In Logudoro abbiamo questo I camuffato nelle forme di io, vedete la slide, dias, diat, diamus, diazes, diant. Passiamo all'imperfetto. L'imperfetto, quelle forme che nessun grammatico in Sardegna ha mai spiegato, quelle forme stranissime. Beh, anche l'imperfetto congiuntivo in po' è eredità egizia. Imperfetto, cantare po', canterei. Piegare po', salirei. Eredità egizia, dall'egizio pu, p, pi. Pronome dimostrativo, what is mine? Ciò che è mio. Adesso passiamo all'imperativo. L'imperativo è una eredità sumerica, l'imperativo sardo specialmente. Quando noi diciamo a manigare, mangia, imperativo. Deo cherzo, a manigare. Ecco, in questo caso può essere io voglio che tu mangi, oppure semplicemente un desiderio mio, deo cherzo a manigare, cioè io voglio mangiare, desidero mangiare. E questo a è una proposizione sumerica in a. Questa a regge rapporti accusativi tipo io affilo la scure, perciò deo cherzo a manigare. Io voglio che cosa? L'accusativo, io voglio la mela è un accusativo, cioè ecco, deo cherzo a manigare è un accusativo, cioè
è l'azione che viene proiettata appunto. Passiamo agli avverbi. Anche gli avverbi sono eredità egizia, sumerica, accadica, tutto è eredità di quei posti, tutto nella lingua sarda e anche nelle lingue mediterranee. Per esempio, abellu, che significa lentamente, eh, eh, cioè con delicatezza, abbellu. In accadico a, lo ritroviamo questo a identico anche in greco e in italiano, a più belu. Belu significa agire con responsabilità, dominare una situazione. Acua, sempre con questo acua, cua in accadico significava civetta, perciò acua significa civetta, gufo. In acua significa letteralmente agire come il gufo, come la civetta, cioè nel buio, di nascosto. Acua in sardo significa di nascosto. Debadas, anche questa è una parola sumerica, ma non solo, la ritroviamo anche in inglese, bad, cattivo, in sumerico bad, terreno cattivo. Pertanto debadas significa letteralmente, ricordiamo la famosa episodio evangelico di chi semina sul suolo arido, sulle pietre, no, e non cresce nulla. Seminare sul cattivo, debadas, invano, letteralmente, in Sardegna. Poi abbiamo la particella be, bi in Sardegna, che significa ci, cioè avverbio di luogo, e deriva dall'ugaritico, dal fenicio, dall'ebraico, be, here, qui. In inglese by è la stessa cosa, da, vicino. Poi abbiamo un altro avverbio, in cue, lì, in quel posto, dal sumerico in, che ha lo stesso significato italiano e sardo, più in, più Q, posizionare, deporre, pertanto in Q, posizionare lì, posizionare in un posto, in cue, in sardo, in quel posto. Le congiunzioni, anch'esse in Sardegna, sono eredità egizia, sumerica, accadica. Per esempio, chi in campidanese, chi ti fermi su un bago, Deo, se ti fermi un momento io mi riposo anch'io e così via. Dall'accadico, chi, che è un condizionale, è identico, chi, che si trova anche nel sud Italia, chi, non è solo sardo. Chi ti fermi su un bago, Deo mandico, se ti fermi un po' io mangio. Da un condizionale accadico, como nel nord Sardegna, dall'ebraico chemo, like, come, identico, gai, goi, così, nel nord Sardegna. Dal sumerico gue, in questo modo, identico o no? Lo, l'avverbio la congiunzione e così via. Lo ce lo ritroviamo in accadico la o, in accadico ebraico ugaritico o, ha lo stesso significato. Le preposizioni, anche queste si ritrovano come eredità egizia, sumerica, accadica. Per esempio, acco so scastanzeris, ecco che stanno venendo i venditori di castagne. Ah, interiezione egizia. Ahu, grido di gioia. Grido di gioia. Acco, ecco da dove viene. Acco, che si trova nel centro Sardegna e nel nord Sardegna. Cara a,
questo avverbio, questa congiunzione, questa preposizione, pardon. Questa preposizione cara a, di fronte, letteralmente. In aramaico e in ebraico ce l'abbiamo kar, incontrare, perciò di fronte a, incontro a, letteralmente. Kena, nel nord Sardegna significa senza, dal sumerico chi, base di appoggio, nu, non, perciò chi nu, senza base di appoggio, senza base di appoggio. Kena è diventato in sardo, però le basi sono sempre quelle. Kun, con, in latino si dice cum, noi diciamo kun, dal sumerico kunu, avvicinarsi, stare contiguo. In egiziano ce l'abbiamo uguale, khn, con, ugaritico with, con. Un'altra particella è de, dal sumerico de, un derivativo. Dal sumerico de, portar via, esortazioni, eredità anch'essa egizia, sumerica, accadica, aio, esortazione, dall'antico assiro, ahu, fraternizzare. Questo hu, nella grammatica è ben spiegato, in sardo tende a decadere e perciò rimane quella I di appoggio, riferibile anche allo stato costrutto, perché è una I di appoggio. La I, quando si trova normalmente, è una I di appoggio tra due vocali o tra due parole. E perciò da ahu, fraternizzare, aio, cioè tutti insieme, letteralmente significa andiamo. Ecco, adesso in sardo ha ricevuto il concetto di andare, però aio significa muoviamoci tutti insieme, ovviamente. Cittu, in campidanese, cittu, stai zitto, cittu, dal babilonese chitu, fine, finito tutto, non dire più una parola. Inne, nel nord Sardegna, in sassarese, inne, guarda. E beh, viene dal babilonese innu, look, guarda. In antico ebraico ce l'abbiamo identico al sardo. Inne, guarda, qua, guarda. Istu, in campidanese, istu, detto al cane, alle galline, passa via, vai via. Dall'accadico, istu, fuori di, istu, fuori. Mudu, sta zitto, letteralmente. In accadico, mudu è il sapiente, il saggio. Pertanto quando in sardo noi diciamo mudo, vogliamo dire sta zitto come il sapiente. Musca, un'altra parola sarda per dire silenzio, musca, silenzio. Dal sumerico mush, pesce, più ka, parlare. Perciò musca significa letteralmente parla come il pesce, cioè sta zitto come il pesce. Le interiezioni sono anch'esse eredità egizia, sumerica, accadica. Per esempio, arrori, detto in un momento che si ha paura di un disastro, quell'arrori, dall'accadico arru, maledetto. Poi un'altra interiezione, balla ghinò, su cani meglio è più buono di Ruddoiu, balla ghinò. Balla, questa è una interiezione che si riferisce all'antico dio dei sardi, Baal, il dio sommo, balla. Cessu,
Cessu, ce lo ritroviamo in tutta la Sardegna. Le persone sprovvedute che hanno tentato in modo maldestro di trovare le etimologie della lingua sarda senza riuscirvi finora, nessuno studioso, compreso il Wagner, ha trovato validamente una sola etimologia della lingua sarda. Una! Wagner ne indagò 20.000 e ne sbagliò 20.000. Ecco, Cessu, per esempio, lui dice che deriva da Gesù. Gesù! È un'esclamazione anche questa, sì, un'interiezione, però deriva dall'egizio, Gesù, Dio, Dio che è lodato. E infine abbiamo già visto ciao, che addirittura si ricongiunge all'ebraico shalom. Bene, l'abbiamo visto ed è inutile ripetere la cosa. Io ho terminato l'illustrazione della mia grammatica, che come vedete la mia grammatica diventa dirompente da questo momento in poi, perché va contro tutte le grammatiche, contro tutte le interpretazioni fin qui date alla lingua sarda, alla lingua mediterranea, alle lingue mediterranee in generale, compreso l'antico italiano, l'antico francese, eccetera. La lingua sarda si pone nelle mie intenzioni come nuovo caposaldo per ricostruire ab imo dal profondo gli studi di linguistica sarda. Grazie.